Barbera, Messina e Gio, il tridente. Intanto il match è iniziato tra Aspra e Sciacca, subito con un contrasto, prova a distribuire palla africano, la riconquista dell'Aspra con Messina che prova ad andare, zona tiro per l'ex di giornata, prima conclusione in porta del match, blocca Grotta, tira i suoi, buona l'apertura verso Graci, poi il tiro, anche il primo della partita per lo Sciacca, buono il tentativo di Benny Raci, ci correggiamo, ha saltato l'ultima gara casalinga dell'Aspra. Intanto occhio a quest'altro tiro che la Min Sisè blocca in due tempi, di testa non funzionale di Niosi, occhio a questa palla, prova Secan, poi tanti cambi di fronte e Baldè, qua si è mangiato un gol già fatto. Iraci col destro, è un pallone delizioso per Di Mercurio che rientra sul destro, poi va sul mancino e allora il cross è un rimpallo sul piede di Piscopo. 1-0, Unitas Sciacca, battuto la Min Sisè, non ha potuto fare nulla il numero 1 dell'Aspra. Possibile elencarle tutte, tra queste sicuramente quelle più importanti, quelle di Sant'Agata e Aspra. Intanto però vi segnaliamo questo regalo della formazione giallo-verde con il tiro che però finisce sul fondo da parte di Secan. Di Mercurio e poi il rigore, dopo l'autogol anche il fallo da parte di Piscopo, calcio di rigore per l'Unitas Sciacca, giallo per il numero 6 giallo-verde. Parte Concialdi col mancino, non sbaglia il numero 10 nero-verde e fa 2-0 per l'Unitas Sciacca al Comunale di Bagheria. L'Aspra adesso si vede sotto di 2 reti. Parte Bonanno col sinistro, si allunga Grotta, prima conclusione pericolosa della partita dell'Aspra e probabilmente l'ultimo. Concialdi, Iraci, occhio a questo cross, la palla rimane lì, si gira in qualche modo Baldè, poi il tiro respinto da Sisai, si salva l'Aspra, c'era fallo in attacco forse su Palazzo, sta succedendo di tutto in quest'area di rigore giallo-verde. Ancora da Di Mercurio, zona cross, saltato facilmente e poi il tiro respinto dalla Min Sisè, si salva l'Aspra e vediamo la ripartenza con questo lancio verso Messina. Buono il controllo del numero 10 che adesso deve pensare se puntare la porta o andare da solo. L'apertura verso Gio, rientra sul suo mancino, pensare alla conclusione, blocca Grotta. Palazzo, occhio Barbera, buono il suo controllo, ancora Barbera, il tiro e ancora una risposta da parte di Giovanni Grotta. Si torna da Gio, Concialdi lo pressa, buono il cross all'ex Palermo, arriva Messina che va col destro, un po' sfortunato anche 2 volte, adesso l'Aspra meriterebbe qualcosina in più nel migliore dei modi questo inizio. Intanto Concialdi, il colpo di testa e subito 3-0 Sciacca, neanche il tempo, è arrivato il 3-0. Non ci ha potuto fare nulla Sisai, il gol è stato di Giacchino Niosi, secondo per lui in campionato. Ancora Piscopo pressato forte da Secan, rischia tantissimo il numero 6, deve uscire Sisai, arriva il quarto gol dello Sciacca, follia di Piscopo che regala il quarto gol allo Sciacca. Adesso la partita sta prendendo una piega veramente brutta. Gio, il tocco per Fontana, c'è spazio per calciare o andare in mezzo, provato questo cross a rimorchio, Barbera, la risposta di Grotta, prova a reagire l'Aspra. Palazzo, ok, questo lancio per Barbera, buono il tocco col destro e si accomoda in porta. 4-1 per l'Aspra, segna ancora Mattia Barbera. Buono il gol, dormita difensiva da parte dello Sciacca e almeno una gioia, la quinta in stagione per il centravanti giallo-verde. Cassarò, molto bene da Africano,
controllo del 4, stavolta Messina l'ha riconquistata, Africano chiede il cambio ma il contropiede dell'Aspra è buonissimo, Barbera, zona tiro, c'è spazio, va col destro Barbera, deviazione miracolosa da parte di Cassaro, ad un passo dal 4-2 l'Aspra, c'è ancora vita per i gialloverdi, pronto Palazzo, va col destro, il colpo di testa di Nicosia che gira ma non abbastanza, Concialdi, il tiro di Iraci, la risposta di Crisafulli, primo intervento del numero 12 dell'Aspra nella sua partita. Mercurio voleva il pallone il numero 5, occhio al contropiede dell'Aspra con Barbera che prova a scappare a Cassaro, ancora Barbera prova a centrarsi per andare col destro e Grotta fa un grandissimo intervento, ma l'Aspra adesso meriterebbe qualcosina in più rispetto a questo passivo. Riparte l'azione con l'Aspra in possesso di palla, il lancio di Palazzo a cercare Barbera, è buona la palla, può andare col destro, elude la pressione di un avversario e fa un gol da altre categorie. Mattia Barbera, che rete del numero 9 giallo-verde che firma il suo centro numero 6 in stagione. E Barbera Show al Comunale di Bagheria e gara, adesso possiamo dire sì, riaperta. Verrà sostituito, ma lui il suo marchio sulla partita l'ha messo, mentre adesso i neroverdi attaccano. Palla in mezzo, deve lottare Priola, la palla passa e Crisafulli la salva in due tempi. L'Aspra è riuscita a accorciare il campo e allora palla in the box per Barbera col petto, la girata di Barbera la mette al suolo Grotta, brivido per lo Sciacca. Barbera col petto, Sanyong in due tempi, Grotta. Occhio a questo tiro di Raci, si distende Crisafulli e arriva adesso il triplice fischio su questa parata della sfida tra Sciacca e Aspra, risultato di 2-4, bella partita, 6 gol e qualche rimpianto per la formazione giallo-verde.